la banda cittadina Sergio Dal Fabbro di Valdobbiadene. Grazie per essere qui questa sera e anche per chi è collegato da casa e ci guarda perché magari non sta tanto bene, come purtroppo gran parte anche dei coristi di questa sera. Sono stati colpiti dall'influenza, anche la mezzosoprano solista purtroppo questa sera è influenzata, la salutiamo, che sicuramente ci sta guardando, quindi questa sera vedrete un po' delle alternative molto valide, comunque la maestra del coro e un altro solista che faranno per noi questi appunto pezzi da solo accanto a noi durante la seconda parte del nostro concerto. Quest'anno voglio cambiare un attimino le cose e vorrei subito far entrare la banda cittadina Sergio Dal Fabbro di Valdobbiadene. Mentre loro si dispongono, volevo salutare e ringraziare tutti gli sponsor, tutti quelli che hanno aiutato a preparare questa serata ormai tradizionale del 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, e che come sapete per noi questo concerto è proprio il culmine del nostro anno musicale. Eccoci qui, siamo tanti, siamo belli. Quindi come vi dicevo, torno in luce, se no mi tirano le orecchie. Come vi dicevo ringraziamo tutti quanti, gli sponsor, tutti quelli che si sono adoperati. E per darvi sempre ogni anno uno spettacolo che sia sempre più coinvolgente e sempre di alto livello. E questa sera siamo proprio saliti di livello con il palco che vedete dietro di noi, che è stato creato e allestito da mani sapienti, i nostri bandisti, che non sanno quindi solo suonare, ma sanno anche darsi da fare e arrangiarsi, e a cui io personalmente, scusate la voce, anch'io arrivo da tentativi di non beccare l'influenza, voglio dire un grandissimo grazie per il lavoro che abbiamo fatto, per essere qui questa sera con quello che vedete non è scontato. A parte tutte le strutture, luci, quelle non sono nostre, sono del nostro partner Jorg, che da tantissimi anni col suo service audio luci ci segue, quindi ci supporta e ci sopporta su tutti i cambi dell'ultimo minuto. E quindi volevo davvero ringraziare tutti noi dal primo all'ultimo, chi è stato qui la vigilia di Natale tutto il giorno per finire e preparare tutto quello che vedete. Giro pagina. Sogno di volare. Avete visto quest'anno che c'è un titolo, è il tema di quest'anno. Per certi versi appunto è stato difficile arrivare a questo momento, anche la mia voce, però devo dire che la nostra banda ha una grandissima fortuna, quella di essere composta da tante persone con competenze diverse, con professioni, con età diverse. Andiamo da, penso, 13 anni. Leonardo, quanti anni hai? 14? Ecco, sono stata indietro di un anno. Ai 95 del nostro Celestino Adami, che salutiamo perché sicuramente in qualche modo ci starà guardando questa sera, immancabile. E ciascuno di noi è fondamentale per il gruppo, quindi quello che contraddistingue un po' la nostra banda è che ci piace suonare, ci piace la musica, ma quello che ci piace di più è suonare insieme, suonare all'interno proprio della nostra banda. E Sogno di volare credo sarà anche appunto la sensazione che i coristi, soprattutto quelli dell'ultimo livello, questa sera avranno cantando da lassù. Avremo infatti l'onore questa sera di avere due cori che si uniscono insieme, diretti dalla stessa maestra, la maestra Maria Grazia Marcon, e sono il coro filarmonico veneto di Castelfranco Veneto e l'Accademia Tetracordo di Vittorio Veneto. A loro un applauso, che sono in riscaldamento e saranno con noi durante la seconda parte del concerto.
Avremo con noi sempre le majorette, che vedo già disposte, che ci accompagneranno durante la prima parte, e nel corso dell'intermezzo vorremmo condividere con voi un momento molto emozionante per quello che riguarda la vita della banda, e cioè la fine del percorso di scuola che alcuni allievi hanno fatto a fine novembre, e questa sera riceveranno il diploma, proprio simbolo e riconoscimento del loro lavoro e come ingresso ufficiale all'interno del nostro organico. Questo è un momento per noi importante, e con l'occasione voglio anche farvi notare quello che è scritto nei programmi di sala che avete trovato sulle vostre sedie, e che vi anticipa una giornata che sarà a gennaio, il 30 gennaio, venerdì. Il pomeriggio faremo la sala a banda a porte aperte. Saremo lì dalle 3 alle 7, pronti ad accogliere chiunque, da ragazzi di 10 anni ad adulti che vogliano imparare a suonare qualcosa o che già sanno suonare qualcosa e vogliono capire un po' come entrare a far parte della nostra banda. Sarà un modo per vedere e conoscere i vari strumenti, quindi anche se non avete già idea di cosa vi piace suonare, oppure volete proprio provare, saremo lì con tutti i nostri strumenti e i nostri maestri. I nostri maestri che sono fenomenali: abbiamo Dario, che dopo lo conoscete, il nostro direttore per tutta la sezione dei fiati, c'è Fabio, che questa sera è il maestro Fabio Dalla Vedova, eccezionalmente al basso elettrico, ma è il nostro maestro delle percussioni, e novità, new entry, il maestro Gastone Bortoloso, che prego di alzarsi così lo vedono. Quando non è in giro per il mondo a suonare con orchestre e concerti, sarà con noi come maestro degli ottoni. Quindi davvero un parco insegnanti di altissimo livello pronto ad accogliervi a fine gennaio. Trovate riferimenti anche come prenotare, chiedere informazioni, e poi lo metteremo anche sui nostri social, tutte queste informazioni. Ho quasi finito. Direi appunto che possiamo accogliere il nostro maestro Dario Zandi Giacomo per far iniziare ufficialmente il concerto e far parlare la musica.
Avete ascoltato il Dissire, una delle parti più note della Messa di Requiem che Giuseppe Verdi scrisse come omaggio al suo contemporaneo Alessandro Manzoni e che fu eseguito per la prima volta nel maggio 1874, al primo anniversario della morte di Manzoni. Oggi lo avete ascoltato in versione trascritta per banda dal nostro maestro Dario Zandegiacomo, quale omaggio a questi due eterni artisti italiani. Entriamo ora nello spirito natalizio con un viaggio musicale che ci porta fuori dai confini nazionali, ad esplorare sonorità e armonie che sono espressione del Natale nelle altre culture del mondo. Partiremo con un classico natalizio d'oltreoceano che ci porta direttamente sotto le palme delle Hawaii. Il suo ritmo allegro e la sua atmosfera spensierata ci ricorda che lo spirito del Natale si può festeggiare anche in riva al mare, magari con una ghirlanda di fiori al posto della sciarpa, e dove per augurarsi buon Natale basta dire mele kalikimaka. Subito dopo ci sposteremo in Africa, un continente ricco di intrecci culturali e tradizioni diverse. Lì il Natale viene festeggiato con canti e balli che sprigionano spiritualità e una forte energia espressa nel brano che eseguiremo dalla vitalità delle percussioni, protagoniste indiscusse del nostro African Noel, interamente arrangiato per banda, sempre dal maestro Dario Zandegiacomo. Termineremo infine il trittico natalizio in America del Nord, con uno dei brani più allegri e iconici tra quelli del repertorio natalizio americano, A Holly Jolly Christmas. È un invito a vivere le feste con leggerezza e allegria, proprio come suggerisce il testo della canzone che recita: spero tu abbia un Natale felice e allegro, è il miglior periodo dell'anno. Beh, non so se ci sarà la neve, ma spero tu abbia una tazza di allegria. E questo è l'augurio che anche noi, Banda Cittadina di Valdobbiadene, facciamo a ciascuno di voi dedicandovi questi 3 brani.
Avevamo scelto bene, il nuovo maestro degli ottoni. Complimenti, ancora un applauso, Gastone, prendilo. Durante le prove noi facciamo molta fatica a concentrarci a leggere perché volevamo ascoltare lui, quindi è sempre un piacere sentirti suonare. Ok, restiamo in un'atmosfera profondamente spirituale con il prossimo brano, che è diventato famoso nel mondo dopo essere stato incluso nella colonna sonora di Sister Act. Questo brano fino ad allora era stato eseguito in svariate versioni e da molti cantanti in chiave pop, ma le sue parole di devozione e di amore sono così universali che è stata con facilità trasformata in un inno gioioso di fedeltà al Signore, cantato in stile gospel da un gruppo di simpatiche suore. Le stesse parole, un nuovo significato e un grandissimo successo. Questa sera con la partecipazione non di un coro di suore, ma delle nostre fantastiche majorette. A voi, I Will Follow Him. Bravissime.
E venerdì 30 gennaio in Sala Banda ci saranno anche loro per chi volesse entrare a far parte anche del gruppo Majorette, che non solo abbelliscono i nostri momenti dei concerti, ma sono anche una guida fondamentale per le nostre sfilate, perché loro non devono leggere le note, possono aiutarci anche vedendo la strada, tenendo il tempo, sorridendo e dando proprio il benvenuto che la banda vuole dare quando passa. Quindi sempre venerdì 30 gennaio, anche per loro, a partire dai 6 anni, aspettiamo tutti quanti. E dall'America all'Asia. Stiamo per entrare in un animato mercato persiano, un vero e proprio quadro musicale in cui Kettlebell ci trasporta in un antico bazar orientale. Le sue melodie esotiche ed evocative dipingono un'atmosfera fiabesca. Se chiudiamo gli occhi, potremo così immaginare l'arrivo dei cammellieri e le grida dei mendicanti che si sentono in mezzo alla confusione, la bella principessa che passa accompagnata dai suoi servitori e che si ferma a guardare i giocolieri e gli incantatori di serpenti. Il califfo, infine, che arriva al mercato interrompendo questo momento di festa e di divertimento. Così la bella principessa riparte per il viaggio con la sua carovana e i suoni del mercato persiano mano a mano si affievoliscono. A voi in un mercato persiano.
E chiudiamo questa prima parte del nostro concerto con un grande classico jazz pop di Van Morrison, elegante e ricco di swing, Moon Dance. La conosciamo tutti come la canzone che ha reso celebre Michael Bublé nel 2003 e la apprezziamo per le atmosfere raffinate unite al suo ritmo irresistibile, tutto da canticchiare. Questa sera, per voi impreziosita da un regalo speciale dei nostri maestri, vi salutiamo alla prima parte e ci vediamo dopo nell'intermezzo con la sorpresa dei nostri ragazzi.
maestro, addirittura il microfono dall'energia. Ah, leggio tutto. Vabbè, troppa energia. Allora adesso esco un attimo perché giustamente suono, presento e non ho voce. Quindi questa sera, come vi dicevo, c'è un momento importante, ma adesso mentre i balletti si occuperanno di mettere le sedie, le G, io inviterei il nostro sindaco a salutarci, così intanto prepariamo. Grazie Federica, complimenti. Anch'io, insomma, come tanti. Grazie Federica, complimenti davvero a te, al maestro Dario Zandegiacomo e alle maggiorette e a tutta la banda cittadina Sergio da Fabbro, complimenti davvero per quanto ci avete fatto ascoltare fino adesso e complimenti anche per aver coinvolto, e sarà un piacere ascoltare il coro sinfonico, i due cori, il coro sinfonico tetracordo di Vittorio Veneto e il coro filarmonico di Castelfranco Veneto. Questo dimostrare ancora una volta anche quest'anno i legami che sapete fare attraverso la musica, attraverso l'impegno che mettete ogni giorno, un impegno che è vero, come hai ricordato tu, fino a anche ieri, insomma anche ieri avete lavorato per questi allestimenti e so che domani lavorerete per disallestire tutto, per liberare la palestra, quindi grazie anche per la fatica che fate, non solo per le prove, per il concerto, ma anche proprio per far tutto col minimo della spesa ed è importante che oltre, insomma, che ci siano anche le offerte a sostegno della nostra banda cittadina. Questo concerto di Natale, che è un concerto di fine anno e di buon auspicio per il 2026, che vedrà, insomma, la nostra comunità di Valdobbiadene ancora, mi auguro, insomma, coinvolta in tante iniziative, molte delle quali vedrà proprio la banda cittadina protagonista come ogni anno. E ne cito solo alcuni, al di là degli eventi, insomma, che si ripetono ogni anno. Quest'anno avremo domenica 25 di gennaio, quindi fra poco, Valdobbiadene ospiterà il passaggio della fiamma olimpica. Credo che sia una cosa molto molto bella per Valdobbiadene e per i valdobbiadenesi. Ancora il percorso non lo possiamo illustrare per questioni di sicurezza, ma sicuramente passerà per il centro, per alcune frazioni di Valdobbiadene, quindi sarà bello vedere tanti bambini, giovani, ma anche adulti accogliere la fiamma olimpica, che è testimone di fatica, di impegno, di passione, insomma tutte caratteristiche che riguardano anche la nostra comunità. Avremo poi giovedì 28 di maggio l'arrivo di tappa del Giro d'Italia a Pieve di Soligo, ma passerà per Valdobbiadene. Avremo anche la partenza del Giro e anche qui, insomma, sarà bello vedere tanti appassionati del ciclismo e dello sport in generale accogliere i ciclisti lungo le nostre strade. E poi saremo per il 26 e per il 27 assieme a tutti i comuni tra Valdobbiadene e Conegliano. Siamo stati riconosciuti capitale italiana del vino per 2 anni, in particolare nel 26, il prossimo anno, avremo 3 ricorrenze importanti: i 150 anni della scuola enologica Celletti di Conegliano, gli 80 anni della confraternita di Valdobbiadene, i 60 anni della strada del Prosecco Vini dei Colli di Conegliano Valdobbiadene. Insomma, come coro, insomma. Esatto, voi ci sarete sempre, insomma. Beh, sarà bello anche vedervi, non abbiamo ancora parlato, ma sarà bello cogliere, se avete qualche brano da inventarvi per raccogliere la fiamma olimpica. Credo che sarà, maestro, 3 settimane di tempo per prepararsi per raccogliere la fiamma. No, però credo che sia bello anche cogliere la fiamma olimpica con il Lino e i Mameli sicuramente, e poi insomma tanti eventi che vedono la comunità di Valdobbiadene ancora partecipe, quindi questo grazie in particolar modo alla banda cittadina, perché è sempre presente, non solo a Valdobbiadene ma anche fuori Valdobbiadene, portando in alto il nome della nostra città, della nostra storia, delle nostre tradizioni. Quindi grazie e complimenti ancora. Approfitto per augurare a tutti voi buone ferie, buon fine anno, e soprattutto che il 2026 sia
speriamo ancora migliore rispetto al 2025, a voi, alle vostre famiglie, a tutti i vostri amici. Grazie, buona serata e buon concerto. Grazie, grazie mille. Allora adesso io mi sposto per accogliere qua davanti i nostri allievi che vi daranno un piccolo assaggio del loro percorso musicale. Alcuni di loro così terminano questa avventura nel corso all'indirizzo musicale bandistico, altri invece stanno continuando e aspettano nuovi compagni di studio. Eseguiranno Christmas Alphabet, giusto? Bravissimi, vi ripresento al volo, abbiamo Angelo Piccolo alle percussioni e Angelo, ho detto il nome del papà, Lorenzo Piccolo, scusate, questa sera se avete visto anche prima vi ho salutati perché per me il concerto era finito e sono finita io, scusate ragazzi. David Gatto alle percussioni, Leonardo Squeri al sassofono, Maria Teresa Gatto al sassofono. O ditemi se sto dando i nomi perché vi guardate con le facce. Roberta Ratta al clarinetto, Nicola Pietro Saccomanni, Angelica Codello al clarinetto. Allora adesso lascerei tornare Lorenzo e Maria Teresa al loro posto. Lorenzo, oltretutto questo è il primo anno, fai un concerto intero dietro, giusto? Tutto, ma quest'anno stai suonando un sacco di pezzi, quindi vedete insomma piano piano ogni anno e il prossimo anno chissà che magari tu non sia qua davanti a ricevere il diploma come anche Maria Teresa. Adesso vi lasciamo qua ragazzi così, ciao. No, chiamerei il nostro, e torno alla luce, chiamerei a darvi i diplomi il maestro Dario, se puoi venire, che sei il nostro direttore artistico, musicale del corso. Poi abbiamo il maestro Fabio, che è il nostro super maestro percussionista, e poi chiamerei, visto che i ragazzi sono anche in 5, chiamerei anche Gastone come segno di inizio di questo percorso. E poi vorrei chiamare anche a dare il diploma due papà orgogliosi, che secondo me è giusto che vengano a dare il diploma ai loro figli, quindi Matteo Gatto
e Tiziano, perché la banda è anche questo. Possibilità di stare insieme ai propri figli, chi di trasmettere una passione, qualcuno l'ha trasmessa e qualcuno invece da giovane ha trasmesso al papà la voglia di suonare e stare insieme. Quindi vorrei che voi prendeste i diplomi dei vostri figli e li riconsegnaste voi. Allora abbiamo poi maestri qua fate voi, abbiamo Nicola, Leonardo e Roberta. Benissimo. Cosa facciamo? No, facciamo uno per uno, giusto? Certo, allora chiamiamo Angelica e Tiziano in centro al palco a consegnare il diploma e il papà, che è un allievo, alla nostra super Angelica. Brava, che suona il pianoforte, il violino e pure il clarinetto e ha convinto il papà a venire a suonare e a imparare le percussioni, quindi brava, complimenti, sei una di noi adesso. Adesso un altro super papà, il nostro Matteo, il primo allievo del nostro maestro Dario alle percussioni che premia David. Bravissimo David. Ecco, abbiamo finito i momenti di strappalacrime. Adesso il nostro Leonardo, il più piccolo. Leonardo, bravo. Ti dà il diploma il maestro Fabio. Ecco, sì. Okay. Poi abbiamo, lasciamo per ultimo, allora facciamo fare il galantuomo Nicola, facciamo Roberta con il maestro Dario. E infine Gastone, maestro Gastone con Nicola, il nostro super clarinettista, non manca mai anche tutti i raduni, è già stato inserito nel gruppo Forza Lavoro, anche lui, per smontare il palco domani. Ringraziamo tantissimo anche Tarcisio Dalzotto, che non so se è qui in sala, che è stato il nostro presidente di commissione per gli esami, perché a tutti gli effetti i ragazzi hanno superato un esame di fine corso che si è svolto a fine novembre presso la nostra sala banda per ricevere un diploma vero e proprio di fine percorso scolastico e di inizio di una nuova avventura che in realtà non si ferma qui, ma continueremo a suonare e perfezionarci insieme. Grazie ragazzi, tornate pure al vostro posto, grazie maestri, grazie. Potevamo anche fare una foto in realtà con tutti i diplomati, ma la faremo dopo. Adesso i miei valletti, che belli. Wow. Ok, e adesso io farei entrare il coro Filarmonico Veneto e il coro, l'Accademia Tetracordo, che intanto si possono disporre sul palco con il nostro applauso. Benvenuti, benvenuti. Come siete eleganti. Benvenute. Come vi dicevo, questa sera questi due cori si uniscono insieme per accompagnarci. La nostra è stata una collaborazione che è iniziata già l'anno scorso, proprio in occasione di un concerto appena dopo il nostro concerto di Natale. Siamo stati ospiti nel Duomo a Serravalle, dove sempre le due formazioni cantavano insieme e noi li accompagnavamo, e da lì li abbiamo subito prenotati per quest'anno. Abbiamo detto non prendetevi impegni per il 26 dicembre ed eccoli qui, anche se, come vi dicevo, manca qualcuno, ma la super maestra Maria Grazia, fermati qui, prendi l'applauso. Maestra Maria Grazia.
l'applauso è tutto per voi, per ringraziarvi anche di aver accettato l'invito e noi saremo nuovamente nel Duomo Serravalle il 10 gennaio per un altro concerto insieme a loro, quindi se volete venite ad ascoltarci anche il 10 gennaio, sempre 20:45 in Duomo Serravalle. Bene, io piano piano torno al mio posto, se no Dario non inizia. O meglio, Dario inizia anche se io non sono pronta, come prima. Bene, e ora... Cosa c'è? Cara Federica, volevamo in questo momento prenderci un minuto per dirti semplicemente grazie. Grazie per esserci sempre, non solo nei momenti importanti, ma anche in quelli silenziosi, dietro le quinte, dove ogni dettaglio prende forma. Grazie per la passione con cui ti prendi cura di questa grande famiglia che è la nostra banda. Grazie per la tua presenza, il tuo ascolto, il tuo sguardo attento, che rassicura, incoraggia e ci fa sentire accompagnati. Grazie per il tempo che dedichi al tuo ruolo. Grazie per l'energia, per l'esempio e per l'amore che metti in tutto ciò che fai. Grazie per l'attenzione e la cura che metti in ogni scelta. Grazie per la tua capacità di gestire un maestro pieno di idee che spesso arrivano all'ultimo minuto e che cambiano strada lungo il percorso. E infine, grazie alla tua famiglia, a tuo marito, ai tuoi bambini e ai loro nonni, perché per riuscire a coniugare famiglia, lavoro e banda servono persone speciali al proprio fianco, che credono in ciò che fai e ti permettono di realizzarlo. Quindi, Fede, sappiamo che da soli non si fa nulla e che tutto si costruisce assieme, ma crediamo che parte del merito sia tuo. È questo spirito che rende speciale la nostra banda, sul palco e fuori, dove si costruiscono valori e senso di appartenenza, condizioni fondamentali per portare avanti la nostra splendida realtà. Per cui, grazie di cuore per tutto quello che fai e per come lo fai. E adesso questo applauso è tutto per te. Grazie. Ecco, adesso così faccio fatica a leggere e mi avete completamente demolita. No, intanto bravi, perché io sono difficile da ingannare, scovo tutto e non avevo proprio capito che c'era questa imboscata. E grazie a voi, perché appunto da soli non si fa niente. Io ho un consiglio che è veramente super agguerrito e super presente, e tutti noi, come dicevo anche all'inizio. Veramente è stato un anno tosto per tutti, però siamo felici di stare insieme e credo che si veda e traspaia proprio da chi siamo, come siamo. E grazie per questo bellissimo messaggio. Se il prossimo anno presenti anche te, Diana, perché è perfetta, dizione, presenza, quindi ci daremo il cambio. Grazie, grazie ancora. E adesso ritorno in me, se no Dario. E ora rallegratevi, o meglio in latino, gaudete, come ci esortano a fare in questo canto natalizio sacro, pubblicato in Pie Canciones, una raccolta di canti sacri nord europei del 1582. Il testo latino è un tipico canto di lode medievale, secondo lo schema standard dell'epoca, una serie uniforme di strofe, ciascuna preceduta da un ritornello di 2 versi, che in questo caso recita: gioite, gioite, Cristo è nato da Maria Vergine, gioite. Per solo coro, a voi,
gaudete. Hebe deine Augen auf, letteralmente alza gli occhi. Si distingue per la delicatezza e l'intensità emotiva con cui Mendelssohn dimostra la sua maestria nel trattare temi biblici con profonda sensibilità musicale. Questo pezzo, tratto dal suo oratorio Elijah, riprende il testo del Salmo 121, che racconta con due potentissime immagini la speranza nell'attesa sicura dell'aiuto del Messia, perché egli non lascerà scivolare il tuo piede. Colui che ti custodisce non dorme.
coro ci proporrà ora O Magnum Mysterium, uno dei testi più belli della liturgia della mattina di Natale, che ha ispirato molti fra i maggiori compositori di musica sacra di ogni tempo. Fra le tante versioni musicali, una delle più suggestive è del compositore danese Morten Lauridsen, scritta nel 1994. Il grande mistero illumina ancora il nostro tempo. È la nostra fede che lo rivela e che nutre la nostra anima. Lauridsen scrive: per secoli i compositori sono stati ispirati dal bel testo di O Magnum Mysterium, con la sua rappresentazione della nascita del Signore, nato tra umili animali e visitato dai pastori. Ho voluto celebrare tutto questo attraverso una canzone tranquilla, di profonda gioia interiore.
The Holy City, composta nel 1892, è una ballata vittoriana che narra una visione di Gerusalemme nel giorno del giudizio universale. Nonostante la sua natura profondamente spirituale, il brano ha goduto di grande popolarità anche nei contesti laici, diventando un classico nelle performance natalizie e pasquali. Il testo di questo inno narra di un sogno in cui scorrono svariati episodi della vita di Gesù che hanno avuto come sfondo proprio Gerusalemme. Il sogno cambia ad ogni ripresa fino alla visione finale di una nuova Gerusalemme, luogo di pace e di fratellanza universale. Accogliamo qui davanti, accanto a noi, la maestra Maria Grazia Marcon, che sarà la solista, ed entriamo assieme a Gerusalemme, the Holy City.
Torniamo ora a festeggiare il Natale in Africa, per l'esattezza in Nigeria, con un celebre canto natalizio nigeriano in dialetto Yoruba, scritto negli anni 50 e divenuto famoso per le sue percussioni coinvolgenti e l'energia trascinante dei cori danzanti africani. Il testo celebra la nascita di Gesù, descritto come un padre, Baba, affidabile e misericordioso, nato nella città delle meraviglie, Betlehemu, cioè Betlemme. Per sole percussioni e coro, lasciatevi anche voi trascinare dai suoi ritmi e da questo canto potente spirituale. Betlehemu.
Ho sentito sì un bravi e direi che possiamo fare davvero un applauso per questa fusione, le nostre percussioni anche che in una prova si sono uniti a seguire il ritmo di quella che è questa energia di questo canto meraviglioso, davvero, quindi bravi, complimenti a tutti. Restiamo in Africa e recitiamo il Padre Nostro cantandolo in lingua swahili con Baba Yetu, una preghiera musicale scritta nel 2005 da Christopher Tin, celebre compositore americano di musica orchestrale e corale, vincitore di 2 Grammy Awards, uno di questi proprio grazie a questa canzone. Baba Yetu è diventato negli anni un cantico spirituale che supera i confini delle diverse fedi religiose e si trasforma da preghiera cristiana a inno di fratellanza universale. Accogliamo qui con noi davanti il solista Roberto e a voi Baba Yetu.
anche avete potuto apprezzare e sentire il solo del nostro flauto, la maestra Federica, che si è unita alla nostra banda, quindi è l'esempio di chi, già sapendo suonare molto, molto bene, ha voglia di unirsi alla banda e noi siamo contenti di averti in questo primo concerto tuo di Natale. Benvenuta Federica. Insieme a maestra Federica saluto e ringrazio anche il maestro Andrea Civiero la tromba, la maestra Elisa Buso la tromba, la maestra Federica al trombone, che non vuole mai essere salutata e ringraziata, e il nostro maestro Fabio e Gastone e il maestro Dario, che anche se sì, io sono paziente con te, anche tu sei paziente con noi, quindi ormai sono troppi anni che ci conosciamo, più di... è dal 93, ecco, facciamo così, è dal 93 che sei con noi, quindi ci siamo ben amalgamati e sappiamo insomma cosa dobbiamo fare per arrivare a serate come questa e a terminare il nostro concerto con questo sogno di volare. Vi salutiamo con un sogno, quello di volare e di esplorare e di seguire il nostro cuore. Un grande brano composto ancora una volta da Christopher Tin e utilizzato per l'apertura di un videogioco di successo, Civilization 6. La magia di questo brano risiede anche nelle parole che provengono direttamente dagli appunti e dai codici di Leonardo da Vinci, tradotti in italiano moderno. Il canto trasmette l'idea di intraprendere un viaggio alla scoperta di se stessi e raggiungere nuove vette. Utilizza metafore come volare verso il sole, sentirsi a casa nel proprio cuore e riempire l'universo di meraviglia e di gloria per simboleggiare la crescita personale e il raggiungimento dell'eccellenza. Rinnoviamo ancora gli auguri di buone feste a tutti voi, sia voi qui in sala che chi ci sta seguendo da casa, e vogliamo salutarvi dedicandovi proprio le parole del ritornello di questa ultima e meravigliosa canzone. Una volta che avrai spiccato il volo, deciderai, sguardo verso il cielo, saprai, lì casa il cuore sentirai.
Maestri, ho sentito un bis giù in fondo, non so se era vero. Era vero? Ah, ok, allora sento ancora bene. Non so, voi siete a voce, ve la sentite di rifare il sogno? Ormai ci ammaliamo tutti domani. C'è un concerto domani, vero? Siete a Cortina a fare un concerto domani sera, quindi in bocca al lupo per domani. In Duomo a Cortina domani sera con la banda di Cortina. Rivoliamo. Sogno di volare. Ok.
inviterei anche le maggiorette a venire qua davanti per una foto tutti assieme, perché giustamente, grazie, bellissime. So che chiamerei anche la maestra Maria Grazia Cescendi, che forse c'è anche una, non mi ricordo più chi era la mia, sì. Chi doveva fare la valletta? Ok. Adesso con calma, un altro applauso, così maestra vieni davanti, fai la foto, aspetta. È maestro Dario dove sei scomparso? Maestro Dario? Un attimo, tempo tecnico, non c'eravamo. Il bello della diretta perché in realtà questa sera non abbiamo finito, ma non abbiamo finito, perché qui tutti fanno le sorprese a tutti, quindi un attimo, sono sparite. Allora io intanto ringrazio tutti voi che siete stati qui con noi questa sera, ringrazio i nostri sponsor, chi ci ha aiutato in qualsiasi modo, in qualsiasi tempo per realizzare questo nostro concerto e anche per accompagnarci durante tutto l'anno, perché abbiamo un nutrito gruppo di bandisti ma anche un nutrito gruppo di sostenitori, di accompagnatori. Ed ecco il nostro omaggio, abbiamo alla maestra del coro, no, e abbiamo anche alla maestra delle nostre maggiorette. Eliana, dove vuoi scappare? Venite qua davanti che facciamo una foto, vai. Anche, ecco, noi, se qualcuno, so che c'è appunto qualcuno che ci fa una bella foto. Dario, avvicinati, non ti mangiano. Ok, una bella foto, cheese. Bene, allora grazie e come dicevo le sorprese non sono finite perché le nostre maggiorette hanno un vestito nuovo, diverso. Come mai? Perché forse dopo tutti gli anni che noi stiamo a non guardarle, perché noi suoniamo e non possiamo vederle quanto belle sono, quest'anno le ragazze hanno deciso di farci una sorpresa, cari bandisti, e adesso ce ne andiamo via dal nostro posto, ci mettiamo laggiù e ci gustiamo la sorpresa dedicata a noi delle nostre maggiorette. Il coro si gusterà anche il lato B dell'esibizione delle nostre maggiorette, ma se volete ecco, scendere anche voi, scorriamo in giù.
vai anche tu a prendere l'applauso a queste prove. Abbiamo capito che il prossimo anno dovremo suonare un tango, così potete fare una coreografia. Bravissime, complimenti. Grazie ancora a tutti, io credo che ormai siamo usciti dai ranghi e grazie per essere stati con noi. Vi ricordo solo una cosa, mi stavo dimenticando, un'altra tradizione che noi abbiamo e so che voi apprezzate tutti, è passare le primissime ore del primo dell'anno a suonarvi sotto le finestre per augurarvi un buon anno. Anche quest'anno lo faremo e gireremo con il nostro autobus. Gli orari li avete visti in ingresso, ma li pubblicheremo anche sulle nostre pagine Facebook e Instagram, quindi seguiteci, vedete a che ora passiamo vicino a voi. Se siete svegli e non siete in pigiama, scendete a salutarci, siamo contenti e termineremo in piazza come sempre verso mezzogiorno per fare qualche marcetta e augurarvi buon anno nuovamente. Grazie ancora, da tradizione c'è anche un piccolo rinfreschino, quindi dateci il tempo un attimo di ricomporsi, di tirare fuori tutto e buona serata, buonanotte, ancora buon Natale. Grazie a tutti, grazie al coro, grazie e in bocca al lupo per i vostri impegni di questi prossimi giorni. Grazie Jorg, service, sponsor, fiori, tutti qua. Buonanotte.